Bene, grazie, buongiorno a tutti, benvenuti in Consiglio regionale del Veneto, che sapete che è la casa dei Veneti, quindi noi qui ospitiamo, oltre alle tante iniziative nel territorio, ospitiamo volentieri tutte quelle iniziative particolarmente significative che hanno ricadute importanti nel territorio, in questo caso nella nostra provincia di Padova, nel parco regionale dei Colli Euganei, che sapete da qualche tempo è diventata riserva UNESCO della biosfera e che sarà protagonista di queste gare che oggi presenteremo. Io ringrazio tutti coloro che sono venuti qua oggi, in primis Ilenia Lazzaro, che ha organizzato oggi l'evento con noi, il presidente del Parco Colli Frizzarin e tutti gli ospiti che poi ci decanteranno la manifestazione che si svolgerà in 3 giornate. Quindi insomma una manifestazione importante perché è un ritorno del ciclismo ad alti livelli, un ciclismo organizzato assieme con appunto la Federazione Ciclistica Italiana, queste gare che si svolgeranno in 3 momenti diversi, in 3 comuni del nostro amato Parco Colli, quindi tutto questo va in direzione a quelli che sono gli obiettivi, le idee della regione e del Parco Colli, quindi lo sport, l'aria aperta, lo sport giovanile, quindi la crescita delle discipline all'aria aperta, delle discipline quindi sane all'aria aperta, in questo caso il ciclismo. Ecco. Quindi sicuramente 3 giornate importanti a Teolo il 23 febbraio, a Montegrotto Terme il 13 luglio, che è anche il giorno del mio compleanno, e una nota di colore, e a Galzignano il 28 settembre, sempre di quest'anno. Ringrazio appunto ancora tutti gli organizzatori, saluto anche la mia collega Elisa Cavinato che ha voluto essere presente a questa presentazione, e darei la parola al presidente del Parco Colli, Alessandro Frizzarin, per un saluto anche da parte sua. Prego. Buona la seconda. Buongiorno a tutti, ringrazio Regione Veneto per l'invito a questa conferenza stampa, in particolar modo il consigliere regionale Luciano Sandonà. Vi porto il saluto del Parco regionale dei Colli Euganei, che ho l'onore di rappresentare in questa sede. Ricordo che il Parco regionale dei Colli Euganei è stato il primo parco fondato nella Regione Veneto nel 1989 per identificare questa area importantissima dal punto di vista geomorfologico. Si tratta di un'area vulcanica che è nata 35 milioni di anni fa. Queste caratteristiche hanno permesso il formarsi della nostra peculiarità, cioè del nostro paesaggio così ricco appunto di bellezze naturali e di biodiversità. Il Parco regionale dei Colli Euganei non è solo bellezze naturali, non è solo biodiversità, ma è anche un grandissimo, immenso patrimonio storico, artistico e culturale, e anche il più grande stabilimento termale d'Europa. Noi siamo onorati di ospitare questa bellissima manifestazione, la XC dei Colli Euganei. È una manifestazione che permette a tutti gli appassionati, in questo caso sono degli atleti che praticano questo sport, il ciclismo per agonismo, ma ci sono anche innumerevoli persone che tutti i fine settimana si recano nel nostro territorio per percorrere i nostri sentieri, per praticare lo sport del ciclismo e per stare appunto un paio d'ore all'aria aperta e per
gustare il nostro paesaggio che in certi punti è veramente mozzafiato. Quindi un'occasione per mostrare le nostre bellezze naturalistiche. Ricordiamo che questo evento insomma è destinato, avrà i partecipanti che arrivano un po' da tutta Italia, quindi noi siamo veramente onorati di avere la possibilità di mostrare il nostro territorio. Non è soltanto un'occasione per promuovere il nostro territorio, la nostra bellezza naturale, il nostro paesaggio, ma anche quello di stare a stretto contatto con la realtà ricettiva del nostro territorio e gustare le nostre prelibatezze nel campo enogastronomico e proprio mettersi in contatto con quella che è la nostra, con la gente euganea, insomma. Quindi anche sotto questo profilo un importantissimo evento. Oggi lo è ancora di più perché ricordiamo che da luglio 2024, come accennava il consigliere Sandonà, siamo riserva della biosfera MAB-UNESCO, quindi saremo sempre più meta di un turismo qualificato che viene da tutto il mondo e che ovviamente nei prossimi anni sarà sempre più diffuso. Vorrei spendere anche due parole per quanto riguarda questa manifestazione. Devo dire appunto che questa manifestazione è stata resa possibile da una stretta sinergia che si è sviluppata tra gli enti istituzionali preposti, quindi il parco che rappresento, la regione, ma anche i comuni. In questa manifestazione si correrà nei comuni di Teolo, Montegrotto Terme e Galzignano Terme, e il confronto molto stretto tra gli enti ma anche la Federazione Ciclistica Italiana ha permesso che questa manifestazione si possa svolgere non solo salvaguardando quella che è l'interesse a praticare questo sport, ma anche a quello che è la salvaguardia del territorio, che è un territorio molto delicato, molto delicato, che ha bisogno di rispetto. E quindi questa sinergia ha permesso che queste manifestazioni, non solo questa, ma anche quelle che si percorreranno nei prossimi mesi, si effettuino in maniera compatibile con quelle che sono le esigenze del territorio. Quindi grazie a tutti quanti, non ultimo anche all'organizzazione. Sono delle gare che comportano una organizzazione peculiare e molto dettagliata, anche sotto il profilo della sicurezza, perché è giusto praticare lo sport, è giusto anche praticarlo in sicurezza, diciamo. E quindi tutto questo ha permesso il realizzarsi della XC Colli Euganei, e quindi insomma io veramente ringrazio tutti quanti e mi auguro che il 23 ci sarà la prima tappa, sarà veramente un evento che vedrà tantissime persone nel nostro territorio e grazie ancora. Insomma. Bene, grazie al Presidente del Parco Colli Euganei. Adesso darei la parola a Ilenia Lazzaro che ci darà un po' i punti della manifestazione e le linee. Grazie. Ok, buongiorno a tutti. Volevo innanzitutto ringraziare a nome di tutto il comitato organizzatore il presidente Luciano Sandonà perché ci ha dato una grandissima possibilità oggi di presentare qui il nostro progetto, che è un progetto che torna dopo tantissimi anni nel Parco Colli, perché dopo tanti anni queste 3 gare che saranno organizzate sono dedicate al ciclismo giovanile anche, quindi c'erano già altri eventi importanti all'interno del Parco Colli, mancava però uno spazio dedicato ai più giovani e quindi le 2 delle 3 gare che verranno organizzate con l'IC Parco Colli sono dedicate soprattutto alle categorie giovanili, quindi ai ragazzini. Un circuito che, come avevamo già anticipato, tocca 3 tappe, 3 luoghi diversi del Parco Colli Euganei. Si comincia proprio già domenica con l'XC di Teolo, che sarà di fatto anche la prima tappa di un circuito importante della Federazione Ciclistica Italiana, che è la Veneto Cup, un circuito che ogni anno raggruppa più di 1500 atleti nelle varie tappe. Partiremo da Teolo,
quindi si partirà dal parco, dalla Baita alle Fiorine. Prima si parlava, no? Il presidente Frizzarini parlava dell'enogastronomia. Ecco, la Baita alle Fiorine è sicuramente una delle location più ambite per chi va a camminare o fare dello sport nella zona di Teolo. La seconda tappa sarà il 13 luglio a Montegrotto Terme, location Villa Draghi, altra location molto interessante anche dal punto di vista tecnico. E si chiuderà questo circuito, che per il primo anno appunto vede 3 tappe, il 28 di settembre a Galzignano Terme. Questo circuito è organizzato dalla X Event e quindi vorrei qui con me il presidente della X Event, società organizzatrice, Federico Casalini. Buongiorno a tutti, grazie. Federico, allora, organizzatore tra l'altro di tantissimi eventi nel territorio di Veneto, quindi magari se vuoi fare un piccolo excursus, diciamo quelle più importanti: Cortina, Bibione. Cortina, Bibione, Borca di Cadore, la Via di Berici che abbiamo organizzato per 2 anni, e poi la Marathon dell'Altopiano che quest'anno sarà gara internazionale UCI. Quindi sull'altopiano di Asiago, e poi queste 3 gare. Oggi siamo qui a parlare di queste 3 gare, quindi mi preme dare attenzione a questo progetto che viene da un po' di anni che mi pressava la Federazione Ciclistica Italiana e anche alcuni sponsor piuttosto che enti, e abbiamo trovato il giusto equilibrio. Ho dato assolutamente un punto fisso del progetto, cioè far correre le categorie giovanili, e devo dire che con questa prima tappa di Teolo abbiamo trovato un risultato importantissimo. Ad oggi sono più di 150 partecipanti, ragazzi esordienti allievi, e l'evento sfiorerà i 400 partecipanti, il che vuol dire, poi moltiplicato per gli appassionati, gli accompagnatori, si prevedono più di 1000 persone a Teolo. Quindi un bel progetto. Ringrazio innanzitutto il presidente Sandonà per l'opportunità di presentare a questi livelli il progetto. Ringrazio il presidente Frizzarin del Parco Regionale di Colli Euganei, che abbiamo trovato subito sintonia, perché in primis ci vuole rispetto del territorio che ospita una manifestazione sportiva. Noi che siamo stati abituati ad organizzare nel parco regionale, nel parco ampezzano delle Dolomiti d'Ampezzo e anche su altri parchi naturali, sappiamo benissimo come ci si muove in questi ambienti. E poi le amministrazioni, abbiamo trovato un'unione di intenti, quindi è un progetto che guarda a 3-5 anni, molto ambizioso. Con l'idea, immagino, di aumentare prossimamente le tappe, quindi si parte da 3. Ricordiamo comunque, mi sono dimenticata prima di dirlo, sono gare di mountain bike, quindi diciamo una delle discipline forse più ecosostenibili, perché di fatto sono percorsi chiusi. Poi ne parleremo con Massimiliano Begin, ma sono dei percorsi chiusi di 4 km, 4 km e mezzo. Il biker deve assolutamente essere ecosostenibile, e questo lo sottolineo, perché comunque fa uno sport volutamente all'interno della natura. Sì. E ci sarà la possibilità anche per questi ragazzini comunque di testarsi su percorsi, lo vogliamo dire Federico, che sono già tecnici, quindi sono percorsi che prepareranno questi ragazzi che adesso sono dei giovani. Ci saranno anche delle categorie più adulte fino ai professionisti nella gara ad esempio di Teolo, ma prepareranno una disciplina che, ricordiamoci, è inserita all'interno del programma olimpico, perché la mountain bike cross country è attualmente inserita all'interno del programma olimpico. Esattamente, e tra l'altro è un territorio che non necessita di particolari accorgimenti tecnici, perché è già tecnico di suo, è uno spettacolo al cielo aperto, veramente un parco delle meraviglie. E, la provenienza di questa prima tappa è tutto il Veneto, gran parte del nord Italia. C'è tanto interesse per venire a correre sul parco regionale di Colli Euganei, nel rispetto del territorio che li ospita. Cos'altro? Ecco, mi preme dire solo una cosa: c'è un refuso nella presentazione. La tappa di Montegrotto Terme è il 6 luglio, non il 13, c'è un errore, quindi è importante dire anche questo, visto che ci stanno seguendo.
E sì, i progetti futuri sono aperti ad altre località del Parco Regionale dei Colli che ci hanno già chiesto di entrare. Abbiamo preferito partire e iniziare queste attività con 3 località importanti del parco. Nel 2026 e oltre sicuramente aggiungeremo altre tappe. Grazie Federico. Grazie a te. Andiamo un po' più sul tecnico e quindi magari parliamo soprattutto della prima tappa che sarà questa domenica a Teolo con Massimiliano Begin, che assieme a Cristian Leghissa, che però non è presente, ha curato proprio l'organizzazione, quindi anche, adesso parleremo con Massimiliano, la tracciatura del percorso, e ovviamente sarà anche il responsabile assieme a Cristian Leghissa di far tornare giustamente il percorso come era prima dell'evento. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie dell'ospitalità intanto. Allora, siamo pronti con questa tappa che è proprio domenica. Accendi il microfono. Ok. Siamo prontissimi, ormai è tutto a posto. Hai spento? Ok, vai. Boh. Siamo pronti. Siamo pronti. È già preparato tutto. Intanto prima tappa di Veneto Cup e è un onore essere integrati in questo gruppo. Grazie a Federico intanto che mi ha integrato al suo gruppo e grazie a tutti quanti. Comunque tornando alla corsa, intanto prima gara per i giovani nei Colli Ugani da 15 anni quasi? Siamo lì. Ci siamo. Vorrei che ci fossero state quando correva qualcun altro, ma purtroppo siamo arrivati in ritardo. Il percorso si troverà su al Parco Fiorine, ok? Location bellissima dal mio punto di vista. E partenza ore 9:30 per amatori e juniores e anche le donne. E anche le donne. Alle 11 partiranno gli hit under e gli amatori un po' più giovani e alle 13 ci saranno le categorie giovanili. Il percorso degli under o open, come lo vogliamo chiamare, è di 4,7 km e di 3,6 il percorso dei ragazzini. Tecnicamente è un medio tecnico, diciamo. Per cominciare, giusto? Perché ricordiamo che è una delle prime. È la prima. No, è la seconda, dai, perché abbiamo qua un organizzatore che ha organizzato 2 settimane fa. È la seconda in zona, direi zona nord Italia, perché la mountain bike proprio comincia adesso. D'accordo. Comunque i giovani iniziano, hanno un percorso un po' più corto, un po' meno tecnico, sono sui 150 metri a giro. E ci sarà la partenza dietro il Parco Fiorine, dietro la baita Fiorine, scenderanno, faranno tutto il taglio a fuoco che è un mangia e bevi, inizieranno a 2/3 la salita al Monte Grande, che è 1 chilometro circa, dove entreranno nell'ultimo sentiero che porterà fino al Parco Ventura, scenderanno, faranno un passaggio più tecnico e saranno all'arrivo. Invece la partenza degli altri, degli open, seguirà la stessa partenza, solo che loro saliranno fino al Monte Grande, fino alla palla su, scenderanno per circa 1 chilometro, si riuniscono sul sentiero del Tibetano, e così viene chiamato. Quando scendono, arrivano al bivio del Tibetano, ritornano verso il Monte Grande, faranno un pezzo tecnico, giù nel prato delle Fiorine, si ricollegano sul percorso di prima, ultimo pezzetto tecnico e arrivo. Questo, grandi linee, il percorso. Quindi un po' più di dislivello, ovviamente, perché ricordiamo che le categorie open sono di fatto gli elite, quindi le categorie, la massima categoria della Federazione Ciclistica Italiana. Come Massimiliano ricordava, prima tappa di Veneto Cup, quindi questo circuito che racchiude tappe diverse tra loro, ma che tocca veramente tutte le province della Regione Veneto, sempre sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana. Massimiliano, una giornata dedicata allo sport, perché appunto si parte alle 9:30, si finisce il tutto alle 15 e in tutto questo la baita alle Fiorine è aperta e ci sta attendendo, quindi attende sia ovviamente chi corre ma anche chi verrà a vedere, perché insomma diciamo che la baita alle Fiorine per tutti gli escursionisti è il punto di arrivo e di partenza di molte, direi anche mangiate, di molte attività.
Massimiliano, poi vuoi lanciare, non lo so, hai qualcosa da dire in particolare per chi ci sta seguendo, per chi poi verrà a correre? Aspettiamo tutti i collegani a braccia aperte, e dopo ci saranno la tappa di Montegrotto, che è il 6 luglio, e la tappa del 28 settembre a Gazignano. Questo penso che sia il clou. Ecco. E quindi poi seguite anche il sito X-Event, perché ovviamente questi tracciati, vogliamo dirlo, visto che si rispetta ampiamente il Parco Colli, vengono tracciati qualche giorno prima, quindi non è che i bikers corrono su terreni tutto l'anno. Non è una pista continua, ecco. Esatto. Diciamo. Però insomma poi Massimiliano e Cristian Leghissa, che non c'è, sono anche i responsabili di mettere tutto a posto, Sì, e lunedì deve essere perfetto. Bene. Sì, noi dobbiamo liberare il tutto per il giorno dopo. Non deve esserci niente. Bene, grazie Massimiliano. Niente. Grazie a voi, buona giornata. E chiamiamo anche l'assessore allo sport del comune di Montegrotto Terme, Pierluigi Spontò. È acceso, sì. Se è verde, è acceso. È verde, è acceso allora, grazie. Allora, seconda tappa, Montegrotto Terme, Villa Draghi, altra location direi iconica per chiunque faccia sport, perché a qualsiasi ora c'è qualcuno che cammina, Certo. c'è qualcuno che va in bicicletta, c'è qualcuno che fa escursioni. 6 luglio 2025. Sì, grazie. Beh, intanto ringrazio il Presidente Sandonà per ospitarci in questa splendida location, ma anche molto importante, non soltanto bella sotto il profilo estetico, ma anche importante proprio dal punto di vista istituzionale, a sottolineare, voglio dire, questo evento che riparte quest'anno per quanto ci riguarda, perché noi per 6-7 anni abbiamo ospitato diverse edizioni del Trofeo Terme Ugane, che adesso è stato assorbito in questo nuovo format ancora più importante, se posso dirlo, senza nulla togliere a Massimiliano e all'organizzazione precedente, però sicuramente si sta ampliando, sta diventando sempre più interessante. Sì, Villa Draghi è una location, il nostro fiore all'occhiello, un punto di ritrovo molto importante, sia sotto il profilo sportivo che sotto il profilo culturale, e siamo molto felici appunto di ospitare la tappa del 6 luglio, anche perché questo valorizza, come è stato già sottolineato in precedenza, il nostro territorio. Uno dei motivi su cui ho fatto leva nel precedente mandato per riuscire ad ottenere il titolo di Comune Europeo dello Sport del 2020 è stato proprio il fatto che noi abbiamo una palestra a cielo aperto. E questo ci consente di godere anche dell'ambiente naturale, sempre in termini rispettosi, come giustamente è stato sottolineato prima, a pieno. Quindi noi lì a Villa Draghi abbiamo non soltanto appunto eventi culturali, ma anche eventi sportivi, ma un po' di tutto, se vuole, dalla mountain bike a chi va a correre, chi va a camminare, allo yoga, e abbiamo per tutti i gusti. Quindi abbiamo trasformato quel luogo in un punto veramente di catalizzazione sportiva. E soprattutto con le terme vicinissime, con la possibilità anche di ospitare tutti gli atleti e le famiglie che verranno da lontano. Infatti l'altro aspetto importante di queste manifestazioni, che noi aiutiamo sempre, sponsorizziamo e incentiviamo, è proprio la ricaduta territoriale sotto il profilo proprio del termalismo e del turismo. Cioè tutto questo ci aiuta ancora di più a veicolare nel mondo un messaggio molto importante e soprattutto le nostre peculiarità, che sono appunto nell'acqua termale, curativa, i fanghi, E sport e salute e wellness. Salute e sport, un binomio molto importante su cui ho sempre puntato. Bene Assessore, Bene. Anche lei la aspettiamo a dare il via il 6 di luglio. No, ci fermiamo al via perché ormai un po', insomma, ho una certa, come dicono i giovani adesso. Comunque è molto bello, anticipo già qualcosina, sarà molto bello anche e tecnicamente valido anche il percorso di Montegrotto Terme. Grazie mille. Grazie a voi e ovviamente porto i saluti del nostro sindaco Riccardo Mortandello. Grazie. Grazie. Passaggio anche su Galzignano Terme, che andrà a chiudere ovviamente questo circuito, perché ci sarà poi una classifica finale che andrà a raggruppare, no, le tre location. La partenza è situata presso il parcheggio Paviglione, quindi dietro alle scuole di Galzignano Terme,
e si scende verso il sentiero dietro le due mura per poi salire nuovamente sul sentiero Belvedere, e il tracciato andrà a toccare altre due salite, passatemi il termine, importanti per l'ente Parco Colli, vale a dire il sentiero di Monterua, il sentiero Orsara e la vetta delle Mandrie. Il percorso di Galzignano sarà anche questo attorno ai 5 chilometri. 3 tappe, dicevamo, ma anche l'inserimento all'interno di un altro interessante circuito, e quindi voglio con me qui Ivan Cristoforetti, responsabile del circuito LOV, così finalmente, non so se potrà svelarci, perché qua si può svelare. Allora, questo circuito è già partito, giusto Ivan? Sì, domenica scorsa. È partito domenica scorsa a Rivoli Veronese, però tendenzialmente in tutti i comunicati stampa non hanno spiegato perché si chiama Love. Love è amore, ma Love è anche qualcos'altro. Quindi, buongiorno Ivan, ci puoi spiegare un attimo meglio il circuito e perché l'hai chiamato Love? Sì, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, più che Love, noi lo chiamiamo Love, io e Federico, perché diciamo l'abbiamo già spiegato, sta per Veneto, perché ci sono gare della provincia di Padova, dei Colli, e le gare veronesi che noi facciamo da tanti anni, e grazie all'amicizia con Federico, ora intanto l'ho invitato a fare le gare per i ragazzini, ha preso la palla al balzo e già si è reso conto di quanto è importante inserire i ragazzini vicino agli adulti. Io vengo un po' dall'esperienza di avere anche 20 ragazzi che corrono per la mia squadra, quindi conosciamo bene il mondo e cerco di invitare più persone che posso a inserire loro, perché sono il nostro futuro. E fra qualche anno diventeranno grandi e speriamo che abbiano ancora voglia di correre in bicicletta. Ora torniamo al Love. Diciamo, io essendo di Verona sono molto vicino alla Lombardia e vado molto d'accordo, diciamo, col mondo ciclistico della Lombardia, perché è un attimo dal lago di Garda spaziare su Brescia e Mantova, e il Love sta un po' per Lombardo-Veneto, diciamo. Cerchiamo di unire quel bacino di atleti, dai ragazzini ai grandi, che tra Padova, che è l'estremità est di questo progetto, e Brescia, se riusciamo ad arrivare a Bergamo, l'estremità ovest di questo progetto, ci sono veramente un sacco di giovani e adulti che praticano la disciplina del mountain bike. Siamo già amici da tanti anni, ci conosciamo, mancava questa unione effettiva, diciamo, perché alla fine l'unione c'è, perché nei campi di gara ci si sposta, però sono sempre cose distinte. E cerchiamo di unire questo movimento di persone che, diciamo, in qualche maniera andiamo d'accordo e ci vogliamo bene comunque, tant'è che domenica scorsa a Rivoli Veronese c'erano più lombardi che veneti che correvano, quindi già lì il segnale è stato lanciato, diciamo. Allora, come ti dicevo, più che Love lo chiamiamo Love, dopo la gente lo chiama Love, non è nessun problema, piace insomma dire la parola Love, Love MTB Challenge. Ecco, quindi arriveranno anche, vuoi anticiparci proprio qui, ed è una location prestigiosa per anticiparlo, che oltre alle tappe venete arriverà anche nel corso della stagione qualche tappa della zona di Mantova / Brescia. Allora abbiamo, come ti dicevo, già delle sinergie, delle amicizie quasi storiche ormai, diciamo, che nella zona di Brescia e Mantova, che anche loro percepiscono il valore dell'unione di qua e di là del confine, diciamo, delle due regioni, hanno già dato l'impegno di incontrarci. Ci incontreremo nel mese di marzo, perché adesso personalmente abbiamo tanti eventi da fare a inizio stagione, compresa l'internazionale di Verona. Fatta quella, smaltita quella, ci si mette un tavolino e portiamo a casa l'espansione, chiamiamola così, verso la vicina Lombardia, che è una regione diversa da noi, ma il bacino di utenza, le persone siamo quelli, diciamo. Bene. Abbiamo anche l'assessore Corazzanga, se vuole venire lei adesso a dare un saluto. Grazie Ivan. Grazie a voi. Non è un problema. Grazie, mi scuso se sono arrivato solo ora e se purtroppo dopo dovrò andare in commissione, ma ci tenevo a passare per portare il saluto non solo mio personale, della giunta regionale, anche del presidente Zaia, ma in particolar modo perché legato al tema sport e il nostro territorio, quindi le nostre aree naturali protette, noi stiamo investendo molto come Regione del Veneto. Abbiamo avuto l'opportunità di essere insigniti
del titolo di Regione Europea dello Sport nel 2024. Nel 2025 abbiamo esordito con un risultato straordinario, con il conseguimento dell'assegnazione dei giochi giovanili olimpici invernali per il 2028, che daranno seguito all'evento olimpico Milano-Cortina 2026, e quindi confermiamo una vocazione del Veneto rivolta allo sport, con una particolare attenzione a tutti quelli che sono gli sport outdoor, perché consideriamo la nostra regione di fatto una meravigliosa palestra a cielo aperto, e nessuno scenario può essere così adeguato quale quello per esempio dei nostri Colli Euganei. Si trovano nel cuore della nostra regione e rappresentano un luogo ideale per lo svolgimento delle attività sportive all'aria aperta, dalle più legate all'aspetto naturalistico come quelle che è l'escursionismo, a quelle legate a tutti gli sport della bicicletta, fino a altre attività che vedo che fanno le arrampicate, fanno moltissime altre attività che sono un modo completo di vivere questo meraviglioso territorio, un territorio che coniuga eccellenza dal punto di vista storico, culturale, sede di alcune delle nostre ville più importanti e significative come rappresentazione della nostra storia e cultura, e sede e luogo di realizzazione di alcune delle eccellenze enogastronomiche che ci sono invidiate a livello nazionale e internazionale, e sempre di più un luogo di grande valorizzazione turistica. Il recente conseguimento del titolo di area della riserva della biosfera MAB UNESCO ne è una testimonianza importante, e perciò queste gare, queste manifestazioni sportive si integrano perfettamente in quella che è una strategia a 360 gradi che noi vogliamo per la nostra regione, ma in particolar modo per i luoghi d'eccellenza della nostra regione come le nostre aree naturali protette, e come dicevo i Colli Euganei ne sono forse la sintesi più bella, non solo perché è il parco più vissuto, ci sono 80.000 persone che vivono hanno la fortuna di vivere nel territorio dei Colli Euganei, ma sono anche proprio baricentrici rispetto a un sistema regione che nel giro di poche decine di chilometri ci permette di ammirare e vivere gli scenari naturalistici tra di loro più diversi e variegati. Con questo sottolineo quindi il valore dello sport sia per l'aspetto promozionale del territorio quanto per l'aspetto di coltivazione di tutto ciò che dietro allo sport sta, perché dietro a queste manifestazioni c'è sempre un mondo fatto di associazionismo, di volontariato, di impegno, una vera e propria rete sociale che dà forza alle nostre comunità e che quindi danno un elemento positivo a 360 gradi, anche per quella che è la crescita della nostra comunità, per la promozione del nostro territorio, per la promozione di valori sani dello sport, soprattutto questo rivolto verso i giovani, e naturalmente tutto questo per noi è un investimento. Dicevo, Regione Europea dello Sport, abbiamo fatto grandi investimenti nell'impiantistica sportiva, nelle manifestazioni sportive, abbiamo conseguito grandi eventi sportivi, ma tutto questo ambaradan, tutto l'impegno della Regione non sarebbe nulla se dietro non vi fosse il mondo dello sport veneto. 600.000 atleti tesserati nelle varie discipline, migliaia di società, associazioni e enti di promozione, migliaia e migliaia di volontari che con il loro impegno e il loro tempo danno vita a un vero e proprio polmone per la nostra comunità veneta. Chiudo dicendo: il Veneto è terra di sport, è terra di sportivi e vuole sempre di più che lo sport trovi nel Veneto tutte le condizioni ideali per potersi sviluppare nel miglior modo possibile. Quindi complimenti, e complimenti soprattutto a tutti gli organizzatori, e in bocca al lupo per la prossima manifestazione. Grazie. Grazie all'assessore Corazzari, e io dico viva il lupo, perché manca veramente poco, quindi l'appuntamento
è proprio domenica con l'inizio e con i saluti adesso del presidente Luciano Sandonà. Grazie, direi che è stata una conferenza completa e quindi aggiungo le parole dell'assessore, siamo a ringraziarvi oggi per essere presenti qui, quindi ringrazio Ilenia Lazzaro e ringrazio tutti coloro che sono venuti qui oggi con noi e gli organizzatori che ci mettono tante ore, tolgono delle ore al proprio lavoro, alla propria famiglia e a tutto il resto per mettere in piedi eventi come questi, di questo genere. E ringrazio anche l'assessore per essere passato e la collega Elisa Cavinato, che è qui anche lei con noi. L'assessore, devo dire che siamo anche fortunati perché in un unico assessore abbiamo l'assessore ai parchi, l'assessore allo sport, l'assessore alle associazioni, cioè praticamente riunisce in sé, forse manca... Le associazioni sono in Caner, quindi... Vabbè, due le abbiamo. Comunque abbiamo due e quindi in un'unica persona, in un unico assessorato raggruppiamo tutto, che è un caso anche questo unico, più unico che raro. Grazie ancora e buona 3 giorni che saranno impegnativi, ecco, e credo anche molto partecipati da quello che ci avete detto. Grazie a voi e grazie a tutti, anche a quelli che ci hanno seguito. Grazie.